Giornata numero 25 del campionato di Serie D Girone A allo stadio Riboli di Lavagna e derby ligure tra Lavagnese e Chiavari Caperana. Una sfida che profuma di alta classifica con i padroni di casa, terza forza del campionato nonostante la gara da recuperare a -3 dalla capolista e dalla seconda della classe Chieri. E con gli ospiti in piena zona playoff reduci da un ottimo momento, 3 successi negli ultimi 3 turni, 12 gol realizzati e porta violata solo una volta in oltre 270 minuti di gioco. Formazioni schierate in campo alla sinistra dei vostri teleschermi: Lavagnese in divisa rossa, dall'altra parte il Chiavari Caperana in maglia bianca con banda trasversale verde e blu. Partita che si sblocca al secondo minuto con i locali subito in vantaggio. Rimessa al laterale di Volpe Ciena dalla fascia di sinistra, sfera allontanata di testa da un difensore ospite, ma c'è Currarino in agguato a fare esplodere di gioia gli oltre 400 spettatori del Riboli. Ci prova il Chiavari al minuto numero 10, bella la soluzione dalla distanza di Cusini che deviata va a fare la barba al palo. Ma arriva il raddoppio della formazione di mister Dagnino grazie alla rete dello scatenato Currarino, bella verticalizzazione di Venuti, ottimo il movimento a smarcare del numero 11 di casa che anticipa in uscita Buriani andando in doppietta in meno di un quarto d'ora. E ci prova Dolce a riaprire la partita cercando di sorprendere Dondero sul primo palo, tiro che si insacca nella parte esterna della rete. Fucilata da brividi di Pasquero quando il cronometro segna 22, il suo missile terra-aria termina di poco, alto sopra la traversa. Vicino al triplete Currarino, franca dalla sinistra, mette in mezzo per il numero 11 che, disturbato dalla marcatura a francobollo di Cusini, strozza troppo il tiro di pochissimo a lato. 42esimo, schema su corner di Currarino che non funziona per un pelo, o meglio per l'intervento di Cusini sulla linea. Buriani fallisce l'uscita di pugno, sfera che rocambola su Dolce, provvidenziale come anticipato il salvataggio in extremis del numero 4 in maglia bianca. Primo tempo emozionante che si chiude sul parziale di 2-0, ma grazie alle immagini e al montaggio del nostro Daniele Orlandi andiamo alla ripresa, che si apre subito con la rete del Chiavari su rigore. Il direttore di gara Catora di Reggio Calabria non ha dubbi nel giudicare irregolare il tocco di mano in area di Merlin. Dal dischetto va Baudinelli che non sbaglia accorciando le distanze. Bel gesto tecnico al 15esimo di Franca su cross dalla destra di Avellino, il numero 9 tenta il volo in acrobazia, conclusione troppo centrale, nessun problema per Buriani che blocca sicuro. Ma che azione al 20esimo della Lavagnese, Venuti, Avellino, tutti i tocchi di prima, i padroni di casa sembrano giocare a memoria. La rete di passaggi la chiude Franca con la sua conclusione di un soffio a lato. Alla mezz'ora super parata di Buriani che vale un gol, cross dalla destra di Avellino, Franca sembra trovare l'incornata vincente non fosse per l'intervento decisivo dell'estremo difensore che tiene ancora in gara i suoi. Ma non succede più nulla, Lavagnese batte Chiavari Calcio 2-1. E il derby del Tigullio se lo aggiudica la Lavagnese che con questa vittoria raggiunge quota 51 punti in classifica. Niente da fare invece per il Chiavari Caperana, dopo infatti le 3 vittorie consecutive finisce qui la striscia positiva dei risultati.